Apertura di puntata di Verde a Nord-Est dal massiccio del Grappa. Alle mie spalle si può vedere tutta la pianura e il grande fiume Piave. Noi abbiamo tante cose da farvi vedere nella puntata di oggi, dunque non perdiamo tempo, linea alla regia per la sigla e Verde a Nord-Est può iniziare. Oggi siamo saliti sul massiccio del Grappa, siamo nelle vicinanze del Monte Tomba, Malgappiz, per un concerto particolare in occasione del solstizio d'estate, 21 giugno. Il quartetto d'archi Le Corde del Mondo ci regala, assieme all'alba, dei momenti magici con qualche nota che vi regaliamo anche noi. La grande squadra di Aprola ha organizzato questo straordinario momento qui a Malgappiz per il solstizio d'estate. Andiamo a sentire Terenzio Borga e Bruno Bernardi. Terenzio Borga, presidente di Aprola, una bellissima alba in Malga, è tutto bello, è tutto piacevole, ma c'è anche tanto sacrificio e tanto lavoro dei nostri malgari. Ricordiamo che sono dei custodi del territorio. Hai già detto tanto tu, io credo che queste iniziative servano a far capire al turista, alle persone, agli addetti ai lavori, quanto importante sia appunto il lavoro che stanno facendo. Il fatto che oggi ci siamo trovati qua noi come turisti al mattino a vedere a che ora loro si alzano, a vedere effettivamente qual è il lavoro duro al quale sono sottoposti, dove dare l'idea che queste iniziative devono essere fatte appunto per promuovere quello che questi nostri allevatori fanno per un territorio come il Grappa, che merita di essere salvaguardato per il pregio che ha, non solamente per il paesaggio e tutto il resto, ma anche per la storia che ha. Io stamattina sono rimasto sbalordito nel vedere anche le persone che erano già qua prima di me, effettivamente credono in queste manifestazioni. Un grazie al nostro direttore, è sua l'idea, come al solito lui le idee che ha vengono sempre supportate, vengono sempre e durano nel tempo, vuol dire che le idee sono vincenti, e noi siamo partiti dal Malga per la nostra promozione, continueremo col Malga per dare un'idea di quanto è il sacrificio di queste persone che operano in questi ambienti così difficili. Bruno Bernardi, Alba in Malga è il primo dei grandi appuntamenti estivi di Aprola. Abbiamo visto il sorgere del sole e il solstizio d'estate. Quale miglior auspicio per la stagione? Penso che intanto è una giornata meravigliosa per questa seconda edizione. Da questo punto di vista dobbiamo dire che siamo stati anche fortunati, perché non è semplice in Malga avere il tempo a favore. L'auspicio è buono perché il latte è di buona qualità, nel pascolo c'è erba, e quindi da questo punto di vista penso che sarà un successo anche quest'anno per coloro i quali sono in Malga e per coloro i quali vengono a visitare le Malghe. L'invito a tutti è di venire a visitare le Malghe del Grappa ed assaggiare il Morlacco e il Bastardo del Grappa, che sono le produzioni tipiche di questo territorio. Ecco, ricordiamo il grande lavoro dei malgari, che non si limita solamente alla produzione del formaggio, ma proprio a tenere vivo un territorio. Sì,
possiamo definirli come custodi del territorio da questo punto di vista, anche perché quando manca la presenza dell'uomo il bosco avanza di 1 metro all'anno e da questo punto di vista dobbiamo essere. Abbiamo qualche piccolo problema di infestanti nei pascoli e cerchiamo di provare di risolverlo. Dobbiamo dire però che l'impegno di Malghesi c'è e la passione che ci mettono nel fare questa attività, che non è poi così semplice, anche perché sono soggetti alle variazioni del tempo che purtroppo in questo periodo sono sempre particolari. Dopo il bellissimo concerto raggiungiamo Elisa Gallina qui a Malgapizzo che sta preparando il morlacco. Buongiorno Elisa, è una splendida alba, qui si sta già lavorando da un pezzo, che cosa ci stai preparando? Buongiorno a tutti. Sì, oggi siamo qui all'alba per il concerto e dopo ci sarà la produzione del formaggio morlacco. Nel frattempo stiamo scaldando il latte e prepariamo la calliera alla produzione. Ben rivisti, il nostro interesse oggi va sul Veneto perché è in corso di svolgimento un progetto Interreg Italia-Croazia dedicato allo studio delle conseguenze della crisi climatica sulle fasce costiere, in particolare per quanto riguarda la salinizzazione delle falde, sotto osservazione in particolare la laguna di Venezia e il delta del Po. Il nostro interesse però va a Punta Gorzone, in comune di Cavarzere, nel Veneziano, dove sono stati scavati 2 pozzi, uno alla profondità di 15 metri, l'altro alla profondità di 35, e sono state scoperte 2 sacche d'acqua dolce. Ma mentre quella più superficiale, già contaminata dal sale marino, la seconda è stata preservata per la presenza di uno strato geologico spesso circa una decina di metri, risalente ad un'epoca fra i 2020 e i 2010 anni fa, e costituita da limo particolarmente impermeabile. La scoperta è importante perché fa presupporre la possibilità di utilizzare altre falde acquifere sotterranee. Ora bisognerà monitorare quanto scoperto e soprattutto trovare il modo di poterlo utilizzare senza danneggiare il territorio, in particolare per quanto riguarda la subsidenza. Tutto questo per ribadire l'importanza della ricerca, un settore in cui il nostro paese non si è mai distinto perché lo Stato investe sempre troppo poco nella ricerca pubblica. Basti pensare che uno degli obiettivi di ogni professore universitario oggi è quello di trovare chi finanzi i suoi studi, così come basti pensare alla ricerca sulle malattie rare che viene finanziata da quella grande operazione di beneficenza mediatica che è Telethon. La ricerca pubblica però dovrebbe essere altra cosa, anche perché da lì passa il futuro del nostro paese. Ci vediamo. Ci troviamo a Borca di Cadore e assieme all'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccin vi porteremo a vedere quella che è la frana che ha coinvolto la frazione di Cancia. Paolo Bottaccin, assessore della Regione del Veneto alla Protezione Civile, che cosa è successo a Cancia in comune di Borca di Cadore? A domenica 15 verso le 23:15-23:20 si è messa in moto una colata detritica che ha investito l'abitato di Cancia, portando appunto in paese quantitativi rilevanti di materiale, di detriti che hanno invaso le abitazioni, hanno invaso la statale 51 di Alemagna, e è un evento che era già accaduto, anche se in forma minore, in passato, in modo particolare nel 2009. Ricordiamo che una frana simile aveva provocato 2 vittime.
Da allora la frana è gestita, dal 2009 è gestita dall'ente provincia, che ha realizzato tutta una serie di opere di difesa del suolo a monte rispetto all'abitato per garantire la protezione dell'abitato, e anche un sistema di allarme che viene gestito appunto tra provincia e comune. A seguito dell'evento ovviamente la protezione civile regionale si è messa a disposizione del comune e della provincia per garantire supporto sia in coordinamento del volontariato sia con tutto quello che era necessario, veniva ritenuto necessario per garantire il ripristino della situazione per tutti i cittadini e le imprese che sono state colpite dall'evento, e poi per la riapertura della strada statale 51 di Alemagna, e successivamente anche per verificare lo stato di fatto ed eventualmente dare un supporto anche per le idee future di realizzazione di ulteriori opere di difesa del suolo. Oggi è stato fatto un sopralluogo anche con un esperto, con un professore universitario. Che cosa è scaturito e quali potrebbero essere le possibili soluzioni per una messa in sicurezza quantomeno definitiva? Ma allora, il rischio zero non esiste, quindi la sicurezza definitiva non esiste e non esisterà mai. Ovviamente è stata fatta una verifica lunedì, quindi fra un paio di giorni ci sarà un ulteriore sopralluogo da parte dello staff del professor Casagli, che è venuto oggi. Il suo staff farà un rilievo molto accurato con un drone specifico della situazione attuale, in modo anche da confrontare con il rilievo fatto precedentemente dalla provincia, per verificare anche precisamente i quantitativi di materiali che si sono mossi. Dopodiché, una volta che saranno acquisiti tutti questi dati, nel frattempo la provincia sta svuotando tutti i vasconi che hanno accumulato materiale a monte rispetto all'abitato, in modo da garantire la possibilità di accogliere ulteriore materiale qualora accadesse un'altra colata. Ci sarà un approfondimento da parte della provincia tecnico, ma con tutta una serie di elementi aggiuntivi che mi auguro consentirà alla provincia di essere più nelle condizioni di poter decidere quale sia la soluzione migliore per mettere in sicurezza l'abitato. C'è stato un grande lavoro della protezione civile anche in questa occasione, assieme naturalmente ai vigili del fuoco e alle altre istituzioni. Diciamo che come al solito si è messo in moto il volontariato in tempo reale. Il gruppo intercomunale di Borca e di San Vito, pochi minuti dopo l'evento, era già sul posto, liberando i cittadini che erano rimasti chiusi in casa perché il materiale si era accumulato davanti alla porta e non riuscivano ad uscire, e da allora è stato un continuo secondo quello che è il nostro sistema, che si basa sul principio di sussidiarietà. Quindi immediatamente è intervenuto il gruppo comunale, dopodiché sono intervenuti altre organizzazioni provenienti da varie parti della provincia, e dopo si è andati anche fuori provincia cercando di allargare il raggio per dare da un lato la turnistica necessaria e dall'altro per far arrivare le squadre più attrezzate per fronteggiare questo tipo di eventi. Professor Nicola Casaglia, Università di Firenze, un sopralluogo sulla frana di Cancia, Borca di Cadore, quali le sue valutazioni? Sì, oggi ho eseguito insieme alle autorità della regione, comune, provincia, vigili del fuoco, un sopralluogo per conto del Dipartimento della Protezione Civile. È una procedura che in genere viene fatta dopo i grandi eventi disastrosi. Questa è una frana importante, sono circa quasi un po' meno di 100.000 metri cubi di terreno e blocchi di roccia che sono scesi a valle a grandi velocità, quindi una frana molto pericolosa per le persone. Fortunatamente i sistemi di contenimento hanno trattenuto la stragrande maggioranza del materiale, soltanto una frazione ha raggiunto e invaso il centro abitato. Era anche attivo un sistema di allerta con strumentazione di monitoraggio, però queste frane sono un pochino complicate da monitorare e da dotare di un sistema di allertamento rapido, proprio per il loro innesco molto rapido a seguito delle precipitazioni brevi intense e della loro grande velocità di propagazione. Soluzioni? Ne abbiamo discusse proposte diverse anche nel verbale che manderemo al Dipartimento della Protezione Civile, fra cui una serie di azioni da attuare subito a brevissimo termine, come lo svuotamento delle vasche di accumulo
della cosiddetta piazza di deposito, della la manutenzione della briglia, cioè il ripristino della briglia. Poi queste opere di contenimento del detrito dovranno essere ampliate, dovranno essere previste anche delle nuove, deve essere ripristinato il sistema di allertamento e reso completamente automatico, ma questo bisogna stare attenti perché un sistema di allerta con tempi di preavviso così brevi può anche causare l'effetto opposto, cioè causare panico fra la popolazione e effetti irrazionali di reazione. Quindi va fatta una campagna di comunicazione e informazione alla popolazione per adottare comportamenti precisi, esatti, inflessibili di autoprotezione in caso che sentano suonare le sirene e che venga attivato l'allerta. Quarant'anni di tradizione, passione e vita contadina. Dal 27 al 29 giugno Campodoro, in provincia di Padova, accende i motori e i cuori con la 40ª edizione della Festa de Atrebbiatura. Un viaggio nel tempo alla scoperta dei mestieri di una volta, tra stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli folcloristici, mostre culturali e tanto divertimento per grandi e piccini. È domenica 29 giugno l'evento più atteso, la grande sfilata dei trattori e delle macchine agricole d'epoca seguita dalla suggestiva trebbiatura tradizionale, come si faceva una volta, con polvere, sudore e tanta passione. Un appuntamento imperdibile per chi ama la terra, la storia e le radici del nostro territorio. La Festa de Atrebbiatura edizione numero 40, una festa vera, una festa di tutti. Vi aspettiamo a Campodoro dal 27 al 29 giugno, con la vostra famiglia e gli amici. Portate la voglia di vivere un weekend che profuma di grano, di festa e di tradizione. Oggi a Vicenza, assemblea dell'Associazione Regionale Allevatori, andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Nella nostra assemblea abbiamo fortemente, avete sentito gli interventi anche del vice direttore del Dafnae Sturaro, cioè abbiamo portato in questi anni tanta ricerca in stalla e io penso che questo sia un grosso lavoro. Abbiamo 5 progetti, per dirne 2, Carbon Neutral e Stalla Sana, sono 2 maggiori progetti che adesso mi viene in mente, ma sono 5 i progetti che sono finanziati dalla Regione e con la collaborazione dell'università. Mi ha fatto molto piacere sentire anche l'orgoglio delle università a partecipare a questi progetti, con qualche progetto che è finito come candidato anche a livello europeo, quindi il lavoro nostro diventa molto importante sia per il consumatore, perché con questo lavoro di ricerca andiamo fondamentalmente a migliorare la qualità del latte e poi a migliorare la qualità dei nostri formaggi e di tutti i prodotti che arrivano sulle nostre tavole. In questi momenti si possono fare anche, come posso dire, dei bilanci conclusivi, vedere quali sono le attività che abbiamo svolto tra Regione Veneto, Veneto Agricoltura, il braccio operativo della Regione Veneto e l'Associazione Regionale Allevatori. Quest'anno più di tutto si è evidenziato l'ottima attività svolta con Intermizoo, che è la società che abbiamo Regione e Associazione Regionale Allevatori, che ha con le sue ultime performance che ha certificato che il toro più importante al mondo è quello veneto, quindi è Chrysalis, quindi un risultato che non era scontato e che viene da lontano, viene da 2-3 anni fa, 4 anni fa, quando con il presidente e direttore dell'ARAV abbiamo deciso di investire su questa società e abbiamo fatto bene. L'ARAV da sempre segue i controlli funzionali, l'analisi del latte, un'attività che serve all'allevatore da sempre, da quando siamo nati come allevatori, perché effettivamente aiuta la ricerca, aiuta l'innovazione, perché aiuta la selezione è importantissima per il miglioramento zootecnico che abbiamo negli allevamenti, per cui benvengano appunto queste assemblee che portano a conoscenza dell'operatività che ha l'ARAV in questo caso.
sempre un bel momento, è un momento appunto di confronto, ma anche per portare, chiamiamolo così, collaborazioni attive. La nostra associazione nazionale lavora su tutto il territorio italiano, ma in Veneto riconosce una buona parte dei nostri allevatori che salvaguardano la biodiversità con l'allevamento della razza rendena. Quindi un momento di incontro, di analisi e di verifica per anche le prospettive future, perché il territorio ha sempre dato soddisfazione ma ne può dare ancora tanta. L'università collabora da diversi anni con ARA Veneto su tematiche relative allo sviluppo e al trasferimento dell'innovazione all'interno dei vari settori produttivi della zootecnia regionale. Negli ultimi anni siamo stati impegnati in iniziative che vanno su varie tematiche utilizzando varie possibilità progettuali. In particolare in questo periodo siamo coinvolti come Dipartimento DAFNAE, ma anche in collaborazione con altri dipartimenti della nostra università, in progetti finanziati nell'ambito dei fondi del Compendio regionale per lo sviluppo rurale, quello che era il vecchio PSR, che affrontano diverse tematiche attraverso lo strumento dei gruppi operativi. Diciamo che ARA per noi è un partner fondamentale all'interno dei gruppi operativi per il ruolo che ha di presenza sul territorio, di trasferimento tecnico, di consulenza con le aziende. Con Bruno Bernardi di Aprolav lanciamo due appuntamenti importanti che riguardano il Morlacco. Bruno Bernardi, Aprolav, allora qui siamo a Malgapizza sul massiccio del Grappa, parleremo di Morlacco anche in un connubio particolare con l'arte. Quando? Sì, il Morlacco scenderà a valle venerdì 27 giugno, scenderà a Villa di Maser, quindi un collegamento del territorio con l'architettura, con le bellezze del nostro territorio, con dei prodotti particolari, e il 27 siete tutti invitati a Villa di Maser per Morlacco in Villa. Verrà replicato questa iniziativa giunta alla terza edizione il giorno venerdì 25 luglio a Camarcello, alle Vada di Piombino Dese. Potrebbe essere questo un progetto che indica un percorso per passare tutte le ville nel Veneto nei prossimi anni. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 25 del periodico 20 giugno 2025. Siamo nella fase di primo ingrossamento delle olive, che hanno raggiunto dimensioni fra i 7 e i 12 mm. È iniziata anche una cascola fisiologica delle olive, al momento limitata. In alcuni casi abbiamo trovato anche necrosi delle olive stesse, con molta probabilità dovute a stress termici. Ed è per questo che, ad iniziare da questo periodico, abbiamo riportato temperature, irraggiamento foliare, possibilità della pianta di subire stress idrici. E anche come lettura interessante abbiamo riportato la difesa dal caldo e da parassiti, i mezzi agronomici per contrastarli. Una lettura che può essere interessante nel momento in cui si andranno a utilizzare le polveri di roccia. Difesa fitosanitaria, tignola delle olive. Se non già eseguito, è il momento di applicare un trattamento insetticida contro questo lepidottero. Come intervenire? Utilizzando lo Spinetoram, utilizzando il Bacillus thuringiensis. Attenzione per questo, nell'andare ad applicarlo nelle ore serali, in quanto è fotolabile, ossia si degrada alla presenza della luce. Abbiamo anche a disposizione, sebbene non riportati nei disciplinari di lotta integrata, anche altri due prodotti, la delta metrina oppure possiamo utilizzare la zadiractina. Vanno bene
come sostanze attive a contrasto anche per la margaronia e per la cimice asiatica, insetto che lo troviamo in questo momento qui presente nei nostri oliveti. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon a risentirci alla settimana prossima. Senti questa, cosa fa un barbiere quando fa l'arrampicata? Scala i capelli. Forse è vero. Dimmi la verità, gatto, capirti. Perché sì, il barbiere, cioè, siccome ha i capelli lunghi, aveva i capelli lunghi, ha detto, oggi che è una giornata che il meteo, vado a scalare la montagna, però i capelli lunghi rischiano di incastrarsi sui moschettoni, no? Sì, siccome sai che ci sono i morsetti, cioè, però non è che ti lasciano i segni, non è che senti che... allora, lui si scala e... Cioè, non è che capisco tutto quello che dico. Anche quelli che ti stanno intorno, certo. Anche per questa puntata è tutto, noi rimaniamo qui a goderci un po' di fresco sul Monte Grappa. Se voi volete vedere le puntate che sono andate in onda in precedenza lo potete fare sul nostro canale YouTube, naturalmente seguiteci sui nostri social, aspettiamo i vostri like, qualche suggerimento ce lo potete mandare scrivendoci alla mail redazione@verdenordest.it. L'appuntamento in TV è per la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. A presto!